Enzo Alessi, oggi qui al Circolo Empedocleo per presentare il suo libro La città dei miracoli, un libro sicuramente interessante per chi lo legge. Mi auguro che lo leggano veramente. C'è la mia storia in fondo lì di giovane cronista di nere giudiziarie del passato e i personaggi, che sono 10 in questo libro, si collegano tutti alla famosa frana di Agrigento del 66. Ho cercato di raccontare storie umane, storie di vita, ma anche storie amare, molto amare, e in fondo anche storie di ordinaria corruzione. La mia città dei miracoli è un miracolo all'inverso, cioè tanta gente che ne compiono di tutti i colori e trovo invece le scappatoie. Ma comunque è un libro che consiglio di leggere per un semplice motivo, perché è una riflessione su come si vive e sta la gente oggi. Devo ringraziare il dottore Antonio Liotta, che è l'editore di Medinova, che ha voluto ristampare questo libro dopo 30 anni e questo mi dà la possibilità di comunicare con tanti amici. Quanto c'è di autobiografico e quanto di fantasia? Beh, io direi metà e metà. Antonio Liotta, parliamo di questo libro, perché ha deciso di pubblicarlo? Cosa c'è di interessante anche per chi lo andrà a leggere? È un libro di un'attualità straordinaria e quindi viene a raccontare la storia contemporanea, motivo per cui non può mai tramontare. Io sono stato contentissimo della fiducia che Enzo Alessi ha riposto nella Medinova e quindi poter riproporre questo libro, che è estremamente importante per conoscere la realtà sociale, economica, politica, caratteriale e sociale degli anni 60-70 nel nostro territorio. Questo è un dato veramente importante, scritto in una maniera egregia con con quell'esercizio del cronista qual era e qual è stato per tanti anni il giornalista Enzo Alessi. Tra i 10 casi quale più l'ha colpita? Ma senza dubbio è difficile scegliere, ma diciamo che Tano Munnizza è uno dei racconti più interessanti, più significativi. C'è grande amarezza, grande ironia, in certi momenti anche sarcasmo, e naturalmente è un libro che fa riflettere, perché purtroppo quando è successo con il sacco di Agrigento, ecco, non ci sono stati sviluppi tali da poter creare un cambiamento nella nostra società, nel nostro territorio.